Lui è un ragazzo di 19 anni che adesso fa il cantante, fa il cantautore. Prima della fama appunto facevo il barbiere, giocavo a calcio e scrivevo. Queste erano le mie giornate, tutti i giorni era la mia routine questa. Mi svegliavo presto, andavo al lavoro, finivo di lavorare, andavo a allenamento, arrivavo a casa, cenavo e poi scrivevo. In poco tempo si è trovato davanti a un nuovo tipo di professione, che un conto è essere il proprio sogno, no? E un conto invece è che questo sogno diventa il proprio lavoro. Quindi tuttora lui sta imparando questo mestiere, però lo sta imparando molto in fretta e con una grande serietà. Siamo piombati subito in studio, siamo piombati subito a fare attività promozionali, a preparare il tour. Quindi ogni giorno, ripeto, è una scoperta e questa cosa viene vissuta con grande entusiasmo, anche spesso con grande simpatia o comunque gioco, e il più delle volte con grande professionalità. Insomma, è piacevole davvero lavorare con Dennis ed è un ragazzo anche che comunque sia sa ridere e sa far ridere, che questa è una caratteristica fondamentale. Ho iniziato a scrivere per sfogo, per liberarmi di cose che avevo dentro, di cose che volevo dire. Ho iniziato a scrivere per questo motivo e quindi ogni volta che mi mettevo nella mia cameretta, nel mio letto, alla tastiera che mi ero comprato, esprimevo ciò che volevo dire semplicemente. Mi ispiravo a artisti italiani perché per me è importante capire ciò che dice la canzone, il testo. Quindi sì, magari lo cercavo, però se nel momento esatto in cui sto sentendo la canzone non capisco ciò che viene detto, mi è un pochino più complicato. Adesso questa cosa la sto risolvendo chiaramente, però principalmente mi ispiravo a cantanti italiani, soprattutto il cantautorato italiano, Tiziano Ferro, Inegramaro, Baglioni, sono cresciuto con loro. La mia ispirazione viene dall'emozione che provo in quel momento, dalla situazione che sto vivendo, quindi in base a quello che provo, in base a quello che vivo, esce la mia scrittura. Io sono Tancredi, sono un ragazzo di 20 anni che ha questa bellissima passione per la musica e per la scrittura delle canzoni. L'unico particolare è che mi chiudo in studio a creare delle cose che ancora non esistono. È nato tutto sì dalla mia cameretta. Mi ricordo che i primi pezzi li scrivevo a letto, sul mio letto, note del cellulare, e scrivevo senza strumentali. Scrivevo semplicemente tanti pensieri uno in fila all'altro. Vabbè, avevo molto la fissa del rap perché all'epoca mi piaceva tanto, facevo freestyle con i miei amici e poi tornavo a casa, mi segnavo le frasi più belle e poi ci componevo, diciamo, i miei primi pezzi, no? E poi da lì è stata tutta un'evoluzione. Ho iniziato a prendere un po' di lezioni di canto, ho iniziato a sperimentare su vari generi e nel giro di 4-5 anni sono arrivato a quello che sono oggi. Mi ricordo che eravamo in video call con Giordano, il mio socio di Pulp, e è successa una cosa che non ci succede spesso, perché appena è partita la prima traccia ci siamo guardati attraverso il telefono e abbiamo capito subito che era un talento importante, e nel giro di poche ore l'abbiamo chiamato e gli abbiamo proposto un contratto. Siamo rimasti colpiti dalla freschezza di Tancredi, ma anche dalla sua maturità, dal suo già essere un artista completo nonostante la giovane età. Che requisito deve avere un'opera per essere tutelata? Allora, un'opera deve avere 3 caratteristiche. Un carattere creativo, ossia la personale e individuale espressione di un artista. Questa è una sentenza della Cassazione che dice appunto che un'opera deve essere un'espressione puntuale dell'artista e si sposa con quello che viene definito a livello europeo dalla Corte di Giustizia europea, che definisce l'opera artistica il risultato della creazione intellettuale dell'artista. La seconda caratteristica è la novità,
ovvero semplicemente l'opera artistica non deve essere una copia di un'opera già esistente, a quel punto ci sarebbe il plagio. E poi l'originalità, ovvero deve essere una creazione dell'autore, diciamo propria, ovvero non deve essere creata in partnership con qualcun altro. A quel punto l'opera sarebbe realizzata da più artisti e quindi non potrebbe essere un'opera del singolo artista, del singolo attore, del singolo creatore. L'ispirazione è fondamentale. Quello può essere uno stimolo a scrivere qualche cosa, però non ho mai cercato di copiare, no? Può esserci, diciamo, una mood. Quando ho scritto In alto mare ho sentito una canzone delle Love Unlimited, no? Prodotte da Barry White, no? In una discoteca. Sono andato a casa e ho preso la chitarra, e siccome la canzone era scritta su 2 accordi, ho scritto In alto mare su 2 accordi, ma non c'è una nota che ricordi la canzone delle Love Unlimited. L'armonia del primo giorno di primavera era precisa, identica a una canzone che è stata fatta da un grandissimo, no? E io però mi sono guardato bene che poi la melodia era diversa, capito? Non era identica, ma l'armonia era identica. Quindi non puoi basarti sulla sequenza di accordi per dichiarare che è quello che hai sentito un plagio. È ispirazione, certo. Veniva chiamato quando c'era un conflitto, una causa di plagio, e lui andava a cercare e dimostrava che c'erano anche dei sonetti del Cinquecento, dei minuetti, no? Che potevano assomigliare a quella canzone, quindi c'era già un precedente, no? E bisogna fare anche lì grande attenzione, no? Per carità, Albano ha vinto una causa con Michael Jackson, è un caso direi unico. È difficile trovare un plagio, non è facile, però ci sono casi che accadono e molte volte ci si mette d'accordo. Si parla di plagio quando si verifica un'illegittima paternità dell'opera. Un plagio è una sottrazione dei diritti sia morali ma anche economici di un'opera d'arte, di un'opera musicale. Il plagio è la creazione identica di un'opera altrui che va a sfruttare sia l'opera artistica ma anche tutti i diritti economici che ne conseguono. La contraffazione invece è lo sfruttamento solo dei diritti economici che un'opera può realizzare. Per questo si parla di plagio come aggravante del reato di contraffazione. La contraffazione è chiaramente la sostituzione di un'opera attraverso la riproduzione di quest'opera in maniera egualitaria rispetto all'originale, senza però andare a cambiare quella che è la paternità morale dell'opera. Quindi si duplica l'opera senza andare a sottrarre all'artista, in teoria, quello che è la paternità morale. Ovviamente lo si fa per avere un ritorno economico e quindi c'è una violazione del diritto d'autore in maniera economica dell'opera. Ci sono 2 casistiche. L'importante è capire se l'opera è registrata presso un registro, come ad esempio la SIAE, allora a quel punto naturalmente bisogna pagare i diritti all'autore di cui si va a realizzare la cover, mentre in caso non vi sia una registrazione presso la SIAE, in questo caso si può semplicemente chiedere l'autorizzazione ad utilizzare l'opera all'artista che l'ha creata, dopodiché se ne può fare l'utilizzo che ne consente naturalmente l'artista. Let's start with the main principle. A sample is the reproduction of a fragment of music, and let's say that this is kind of as I said, reproduction. Even if it's in a fragment, this is already an act which falls under the copyright, economic right that I mentioned before. So normally, yes,
you should require the producers or the collective management organization responsible for music in your country, you should require them the prior authorization to use that music, even if it's for non-commercial purposes. Strike this balance between the author protection and the user protection, then the Court of Justice say, yeah, if you cannot even recognize a sound in a handing input, then it's not even a reproduction, and it's free for use. And they are just willing to that their works service the community. So most of the time they will enable the use of their work under Creative Commons. For instance, maybe something key is always to respect, like I said, the moral rights. So always put the name, the credit, to give credit to what you are using. I mean, most of the time it will also alleviate any potential problem. Io finché scrivevo nella mia cameretta nessuno sentiva niente delle cose che facevo, delle cose che scrivevo, quindi non avevo mai pensato al ok, devo tutelare le cose che scrivo, anche perché ne scrivo un sacco e dico come faccio a tutelarle tutte, e quindi non era il mio primo pensiero. Quando dovetti pubblicare la mia prima canzone, Forti e Fragili, che uscì prima di entrare ad Amici, lì mi resi conto che serviva la SIAE. Allora mi iscrissi alla SIAE e depositai il brano. Il diritto d'autore nasce quando nasce l'opera. Non vi è una correlazione tra il proprio diritto e un'eventuale registrazione, un'eventuale riproduzione. Il diritto d'autore nasce nel momento in cui nasce l'opera artistica. Tutto il resto è semplicemente un metodo dal punto di vista legale per riuscire a provare la paternità della propria opera, ma non conseguente al diritto. Negli ultimi anni è più facile dimostrare quando è stata creata un'opera o anche solo inviandosela via mail o inviando il file via mail che ha una data di creazione. Un altro sistema ottimo è il portale SIAE, che ha cambiato e velocizzato di molto i tempi relativi al deposito del brano, e questo sicuramente è stato di grande aiuto per i giovani autori. As soon as you created something by yourself, so you've taken this photo or you painted that painting, you have an IP right to it. I mean, obviously, it's also, I mean, if you do it at home, it's hard to show that to people that you have created this. So, I mean, if we're talking about use of your creative works online or wherever it might be, you obviously have to prove that you were the first one to do it. So even though you can't register it, my tip would be to maybe mail it to yourself as a recommended post or something, so you get like a post stamp saying, yeah, this was actually sent this and this date, or maybe publish it online on your Instagram account or whatever you have, just so you can prove that this is the date where I actually created it and it became an IP right, so to speak. Entro i 30 anni è gratuita l'iscrizione alla SIAE. C'è la possibilità di iscriversi, oltre a depositare il proprio brano in termini digitali. Ci si collega poi al sito e si carica il proprio brano. Oggi puoi caricare l'MP3, non c'è bisogno più neanche di depositare lo spartito. La cosa più semplice è registrare la propria opera o presso il Ministero per i beni e le attività culturali o presso la SIAE. Ricordo però che non è l'unico sistema per prevenire un eventuale plagio. Addirittura adesso ci sono dei registri online su cui si può registrare la propria opera per tutelarsi in caso eventuale di plagio. Legge sul copyright, che io e con il presidente Mogol abbiamo combattuto questa battaglia, che i governi di tutto il mondo finalmente metteranno una tassa, no, sui grandi colossi, i colossi che sono anche Google, no,
che devono pagare il minimo indispensabile, l'equo compenso. Non si può pensare che paghi 0,007 centesimi a visualizzazione. L'equo compenso, fondamentale per i giovani. Non è giusto che queste grandi piattaforme che guadagnano miliardi non paghino il diritto d'autore, quando persino le parrocchie pagano la cifra simbolica di 10 euro al mese, che è ma un riconoscimento, una piccola cifra, ma è un riconoscimento del lavoro degli autori e dei creativi. Produrrà benefici e diritti per tutti gli autori, però specialmente per i giovani, perché loro sono più presenti nelle piattaforme digitali, no? La tecnologia è più seguita dai giovani e dagli altri autori. Il diritto d'autore si scinde in due cose: il diritto patrimoniale, monetario, e il diritto morale. Il diritto patrimoniale è ovviamente il diritto a sfruttare economicamente un'opera, e quindi parliamo di un periodo che va per tutta la durata della vita dell'autore più 70 anni dopo la sua morte. Mentre il diritto morale è un diritto inalienabile e soprattutto non scade mai. Un'opera di Mozart rimarrà sempre un'opera di Mozart. Essendo un mestiere, bisogna affrontarlo con estrema serietà. Quando dico serietà, preparazione. Preparazione vuol dire culturizzarsi. Per un giovane musicista, prendere degli esempi di quelli che sono state delle eccellenze. Io vedo molti talent, no? Piuttosto che X Factor, piuttosto che Amici, piuttosto che talent in generale, che sono uno dei mezzi oggi che possono aiutare i giovani, compreso Sanremo Giovani. No? Perché le case discografiche prevalentemente si affidano a giovani che escono da questi talent perché hanno già la promozione fatta, ma bisogna avere la preparazione. Preparazione vuol dire studiare. Fai l'ingegnere, devi prendere una laurea, così per un avvocato, per qualsiasi professione, è altrettanto un musicista. Non si può fare tanto per inventandosi, adesso scrivo una canzone. Per avere punti di riferimento precisi, sono fondamentali. Nasco anch'io da un gruppo di studenti. Come gruppo di studenti noi dovevamo far ballare i nostri coetanei nelle discoteche che allora erano sale da ballo e non c'erano i DJ, c'erano i gruppi che facevano ballare la gente. Facevano ballare la gente attraverso un repertorio. Io ho fatto anche, insieme a Teocoli, no? una stagione in un club che si chiamava Scotch Club Finale Ligure. Dovevamo suonare 6 ore per sera, dalle 9 alle 2 del mattino. Bene, io ho trovato una scaletta ultimamente dove c'erano 250 canzoni. Così come succedeva per Lucio Battisti, che faceva parte dei campioni, Pino Daniele, tantissimi di quei musicisti nati allora che comunque si sono esercitati su canzoni che dovevi imparare per far sì che tu venissi apprezzato, no? E magari assunto da un locale, dovevi imparare una canzone come era arrangiata, come era cantata, come era scritta. E inevitabilmente ti culturizzavi. Oggi un artista che è uscito da un talent, un giornalista, gli ha chiesto: senti, ma tu nell'arrangiamento di una tua canzone, del tuo album, c'era una somiglianza con David Bowie. Sai chi è David Bowie? No, la risposta. Non è ammissibile. È come se uno dovesse, ripeto, studiare, no? E non avesse letto neanche mezza pagina di un libro di storia. Quindi la raccomandazione, ragazzi, preparatevi. Una cosa che mi è servita veramente tanto dal punto di vista della scrittura, io ho iniziato a fare, a dire la verità, da poco tempo. Ho una nota del cellulare che aggiorno sempre, che si chiama Frasi o idee per canzoni. Magari all'inizio non sembra neanche così utile come cosa, ma poi quando ti ritrovi in studio che vuoi scrivere su qualcosa, sei ispirato, ma magari non c'è per forza l'input, lì poi c'hai tutti gli input per scrivere una canzone. A me questo mi aiuta veramente tanto quando magari non so bene dove sto andando, quello mi dà un po'
mi indica la via giusta, ecco. Sperimentare, il secondo consiglio che posso dare è sperimentare, non avere assolutamente paura di fare tante cose diverse che magari possano anche risultare non troppo affine alla persona che sei, ma poi andando avanti col tempo si integrano tante piccole particolarità, no? Che ti aiutano a diventare l'artista che un giorno sarai, ecco. E un altro consiglio è affidarsi alle persone giuste e non aver paura di sbagliare. Il consiglio che do ai miei coetanei che vogliono fare questo nella vita sicuramente è inseguitelo sempre, cercate sempre il vostro sogno, cercatelo costantemente, notte e giorno, pensateci sempre, mettetevelo come obiettivo e se non dovesse arrivare non smettete mai di scrivere perché realmente la musica e la scrittura sono uno sfogo grandissimo per tutti e tutelatevi. Il diritto di plagio, buonanotte. Il diritto di plagio, siamo a posto.